Buonasera a tutti. Ecco qui come ogni 2 settimane per il nostro aggiornamento bisettimanale sulle escursioni effettuate nelle ultime 2 settimane e quelle che effettueremo le prossime 2 settimane. Allora, nelle ultime 2 settimane non possiamo lamentarci perché dopo un periodo un po' di crisi con pochi video, siamo riusciti a visitare posti molto interessanti, come il poligono di tiro di Bosco Chiesa Nuova del 1800, l'hotel abbandonato a Torricelle, la discoteca enorme J&J Lido degli Scacchi. Si dice che tenesse 12.000 persone, ma secondo noi ne teneva meno, anche se è molto grande. Poi la colonia marina bolognese di Rimini, detta anche colonia Bologna, dove abbiamo scoperto uno spaccio di droga, perché siamo stati subito intercettati dagli abitanti abusivi di questo luogo e siamo andati via amichevolmente senza nessun problema. Eravamo io e Enrico, che siamo sempre pronti comunque a intervenire, ma ce ne siamo andati. Qualcuno ha detto dovevate chiamare la polizia sicuramente sa già che lì ci sono questi personaggi. Inoltre ieri abbiamo fatto un'escursione di un pomeriggio, io e Enrico, nelle zone qui di Venezia Treviso, abbiamo visitato una bellissima villa veneta a San Donà di Piave, i sotterranei più 3 piani, veramente enorme, molto bella e ancora ben conservata. Abbiamo trovato all'interno delle cose molto particolari come dei piani di marmo, degli incubatrici per delle uova, una cantina piena di bottiglie e botti, insomma molto interessante. Guardate il video e guardate anche gli short che sono nati da questo video. Bene, adesso per quanto riguarda le prossime 2 settimane, allora intanto io sono 10 giorni in ferie, quindi in questi 10 giorni farò sicuramente 2, 3 uscite urbex, oltre ovviamente anche a fare le mie uscite calcistiche con mio figlio, quindi andrò mercoledì a vedere Inter Venezia a Milano e il lunedì dell'Immacolata andrò ad Avellino per Avellino Venezia. Quindi pubblicherò come sempre qualche video sul calcio, se qualcuno è interessato sa che li trova. Se non è interessato, come urbex probabilmente, anzi direi sicuramente, visto che il tempo dopo oggi che è piovuto è bello per tutti questi prossimi giorni, venerdì andremo a Ferrara, io, Enrico e se sta bene anche il Dante che ha una leggera influenza. Se si rimette venerdì andiamo via tutti e 3, staremo via tutto il giorno a Ferrara. Andremo a visitare dei posti molto belli, ville, colonie, fabbriche e soprattutto la Villa della Strega, una villa molto bella e con una storia molto intrigante di questa strega, di queste maledizioni che girano intorno a questa casa. Andremo a visitarla e vedremo cosa c'è di vero e cosa non c'è di vero. Niente, detto questo, direi che ovviamente anche la settimana prossima faremo qualche escursione, ma non abbiamo ancora programmato i luoghi, perché purtroppo le escursioni che facciamo solo il pomeriggio, sono un problema. Ieri ho trovato dei posti all'ultimo momento tra Treviso e Venezia, però ne abbiamo fatti 6 posti tra l'altro, ma scarseggiano sempre di più i posti vicini. Le escursioni giornaliere noi le possiamo fare in provincia di Padova, Treviso e Venezia e l'altra volta siamo andati addirittura a Vicenza, ma ci è andata male in tutti e 3 i luoghi, quindi è sempre più difficile trovare posti ed è sempre più difficile visitare qualcosa, fare dei video lunghi, quindi dobbiamo andare lontano per farli e quindi andare lontano è al massimo un giorno a settimana. Bene, detto questo io saluto tutti, ringrazio tutti, siete tanti che commentate, condividete, mi date consigli, mi fate i complimenti, mi consigliate nuovi posti, mi date nuove coordinate. Continuate così, chiedete se avete da chiedere, io sono sempre qui e rispondo a tutti. Se a qualcuno non rispondo, purtroppo io non ricevo più le notifiche da alcuni mesi, quindi io guardo tutti i messaggi che mi arrivano, però purtroppo internet è così, YouTube, Facebook, quello che è, non me li notifica tutti, non me li fa vedere tutti, quindi se magari qualcuno lo perdo, contattatemi via mail, contattatemi come volete su Instagram, TikTok, io ho tutto, potete contattare ovunque e io cerco sempre di rispondere a tutti, prima o poi, perché ripeto, ogni mese ricevo oltre 2000 messaggi e rispondere a tutti è difficile perché è un mio hobby, non è il mio lavoro, anche se ho questo canale. Questo canale mi frutta pochi soldi e non ho soldi assolutamente né per fare le escursioni con quelli che guadagno, né tantomeno pagare una persona che risponda per me che non è neanche bello. Quindi grazie a tutti e buona serata.